Ben ritrovati, torniamo anche oggi in diretta per parlare insieme a voi, insieme all'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato avvocato. Bentrovati, bentrovati. Argomento di questi mesi purtroppo, ahimè purtroppo, il Covid. Noi ovviamente non ci occupiamo dell'emergenza sanitaria, ma le conseguenze pesanti dal punto di vista economico che questa pandemia sta avendo un po' su tutti noi, su tutti i cittadini, sugli operatori commerciali. Anche avvocato, alla luce del nuovo DPCM, un DPCM che, lo stiamo raccontando anche nel corso dei nostri telegiornali, sta causando molte proteste. Ci sono i ristoratori, i bar, le pizzerie, i titolari di palestre, centri sportivi che davvero dicono noi vogliamo lavorare, perché ci penalizzate in questo modo, perché chiudere anche per un mese significa avere un tracollo, ecco, finanziario per molte attività. V'è da dire, avvocato, che sono stati promessi dei ristori per chiaramente questi lavoratori che dovranno fermarsi oppure limitare fortemente le attività, come bar, le pizzerie, i ristoranti che dovranno chiudere alle 18, salvo insomma chi è attrezzato per la consegna a domicilio oppure per il servizio da asporto. Le conseguenze, avvocato, sono davvero pesanti. Sono davvero pesanti perché arrivano molte telefonate proprio di ricerca di aiuto, di disperazione da parte di chi fa un lavoro autonomo. L'abbiamo detto più volte che la prima vittima era il lavoro che mancava ad autonomi e coloro che sono titolari di partita IVA, perché praticamente chi offre servizi praticamente ha bisogno del contatto, ha bisogno della socialità, ha bisogno che ci sia un clima normale. Voglio ricordare che perché la pandemia ha anche riflessi così disastrosi sull'economia, perché il lavoro di un ristoratore, il lavoro di un professionista e di chi ha attività autonome non è che da un giorno all'altro può riprendere. Dopo un periodo di blocco, Certo. ci sono sempre mesi di avviamento, per cui chi perde la clientela per un mese che rimane chiuso non è che il giorno dopo riprende il ritmo di prima, per cui c'è sempre un avviamento. Ecco perché molte attività ancora non si erano naturalmente riprese dalla prima chiusura, anche perché per molte attività non è arrivato assolutamente niente in termini di ristoro, e naturalmente questa volta già abbiamo notato nella provincia da cui trasmettiamo la cancellazione di decine e decine di partite IVA, cioè negozi, attività commerciali che hanno proprio abbassato riaperto. la saracinesca e non hanno più riaperto. E naturalmente la cosa che è presumibile è che praticamente questa seconda ondata, se ci sarà diciamo una chiusura diciamo più stringente e se gli aiuti diciamo Non arriveranno, disponibili diciamo in tempi molto ristretti, ci sarà un'ecatombe di attività commerciali. Beh, questo è davvero, lo scenario è drammatico. Chiaramente la cosa importante, lo dico sempre, è uscire da questo incubo di emergenza sanitaria, però stiamo sprofondando in un altro incubo altrettanto terrificante, no? È quello dell'emergenza economica, perché ci sono davvero tantissime famiglie che non sanno più davvero come devono andare avanti, perché davvero ci sono delle attività che, come diceva lei, avvocato, non hanno riaperto dopo il primo lockdown, intanto perché bisognava fare degli investimenti, magari non tutti avevano la disponibilità economica, la liquidità per appunto mettere a norma i locali, anche per una questione di metri quadri per quanto riguarda alcuni locali, quindi in un locale piccolo garantire il distanziamento tra i clienti era impossibile, quindi molti sono rimasti con le saracinesche abbassate. Quelli che hanno riaperto
si sono adeguati, no? Perché hanno dovuto mettere a norma i locali, hanno dovuto non solo sanificare, ma dotarsi insomma di strumenti atti a separare, ecco, il pubblico, la clientela, e adesso che succede? Questi locali vengono nuovamente chiusi. Ecco, da qui la rabbia, e poi diciamo sui ristori, perché molti ancora non sono arrivati, insomma, quei soldi della prima tranche. No, sì, Ecco. molti non sono arrivati e praticamente qui noi dobbiamo, poi, la speranza è l'ultima a Certo. morire, certamente, però abbiamo osservato dalle televisioni, soprattutto dal canale dal quale trasmettiamo, e quindi le maggiori città della Calabria, Cosenza, Catanzaro, Reggio, Crotone, Vibo, praticamente abbiamo osservato che dopo le 9 di sera, praticamente è come se ci fosse il lockdown totale, non c'è assolutamente più nessuno, per cui in pratica siamo in lockdown per quanto riguarda le ore serali. Il problema è questo, erano stati finanziati anche dei fondi per la sanificazione, per il distanziamento, per cercare, ecco, tutte queste forme di tutela. Molti imprenditori hanno osservato queste norme, come abbiamo visto non è servito assolutamente a niente, Certo. perché tutto ciò che c'è intorno ai dispositivi di protezione individuali, e cioè mezzi di trasporto che siano confortevoli e distanziati e quant'altro, e quindi occasioni di assembramento, non sono stati vigilati, non sono stati osservati, non ci sono le strutture, soprattutto per quanto riguarda i trasporti, perché abbiamo osservato qui delle scene incredibili, per cui è ovvio che gravare soltanto le attività e quant'altro, ma parlo anche dal punto di vista di noi professionisti che abbiamo dovuto adeguare gli studi a standard di sicurezza. Naturalmente quello che si è chiesto è stato fatto, stiamo osservando che comunque la comunicazione, quello che c'era stato detto, però poi tutto l'indotto o qualcosa dell'indotto non ha funzionato, per cui ecco, ci troviamo a distanza di qualche mese nella stessa situazione. Certo, per non parlare anche della cassa integrazione, perché ci sono Sì. i titolari delle attività, ci sono i dipendenti che insomma, Sì, devono... la cassa integrazione, cioè questi finanziamenti dovrebbero servire ad evitare la perdita di posti di lavoro. Abbiamo osservato e osserviamo, che naturalmente è un motivo di tranquillità perché è stato prorogato il blocco dei licenziamenti. Voglio ricordare che il blocco dei licenziamenti non è un incentivo alla produzione, è una misura assistenziale, quindi non crea lavoro, non crea produzione, perché un'attività commerciale non licenzia in forza di una legge, però non significa che produce. Certo, Cioè, come li quindi, paga questi dipendenti? ma Cioè, che... e comunque ecco, se un'attività non produce, licenzia, mette in cassa integrazione e quant'altro, perché se non c'è domanda, naturalmente, soprattutto noi in Italia che viviamo di terziario e quindi di beni che si producono per vendere, se non ci sono le vendite naturalmente, come il settore dell'auto e quant'altro, se non ci sono le vendite è ovvio che non si può mantenere per forza, bisogna investire sul lavoro, ma non sull'assistenzialismo sul lavoro, perché che cosa faranno dopo questo blocco dove le attività saranno veramente disperate? Quindi o si blocca per 10 anni il licenziamento, però naturalmente l'economia italiana non ha questa capacità economica per farlo, oppure naturalmente l'unico investimento è quello di creare posti di lavoro, perché man mano ogni situazione, anche in sede di pandemia, vi sono tutto quel tipo di lavori come l'implementazione dei prodotti a chilometro zero e quant'altro, cioè, ne sto dicendo una, però sono tutti quelli, nascono nuove esigenze e nuove esigenze bisogna investire per creare posti di lavoro. La paura è quella che naturalmente si stanno, ecco, le casse dello Stato già vuote, ma anche con questi finanziamenti europei, se vengono finalizzati a fare assistenza e quando si fa investimento, dopo che finisce, Certo. speriamo presto questa fase di pandemia, ci ritroveremo senza avere nemmeno un euro per investire quindi sul lavoro. Certo, quindi lo scenario è davvero Lo drammatico. scenario è drammatico e per fortuna che noi italiani sappiamo che gli imprenditori riescono a rimanere a galla e a fare sforzi incredibili
E molto probabilmente, diciamo, la scelta di come fare commercio e come aiutare il commercio forse andrebbe presa ascoltando, diciamo, i rappresentanti di categoria dei lavoratori che sono, diciamo, implicati, che sono più danneggiati, forse è quello, perché loro hanno il polso della situazione e sanno anche le dinamiche. Certo, intanto però il DPCM è entrato in È vigore, entrato quindi in vigore, perfetto. bisogna rispettare, ecco, le regole, noi lo diciamo sempre, infatti abbiamo visto anche a livello nazionale queste scene di guerriglia che noi chiaramente condanniamo, perché non è in questo modo, insomma, che si giunge ad una soluzione, però c'è davvero il grido d'aiuto di tanti commercianti, di tanti imprenditori, di tanti cittadini che vogliono essere ascoltati, cioè vogliono lavorare. Infatti Sì, sì. gli slogan delle manifestazioni, molte sono pacifiche, quindi questo è il grido, cioè l'allarme, ecco, che viene lanciato da queste persone. Anche perché su questi ristori c'è un punto interrogativo, perché sulla carta dovrebbe andare tutto alla perfezione. Io mi fermo con l'attività, osservo questo mese di stop oppure di limitazioni così e sono sicuro che sul mio conto corrente arriva una somma che mi consente, no, di andare avanti per questo mese. Insomma, in teoria va bene. Ad oggi non c'è nulla Ecco, è la comunque. pratica che Sì, purtroppo... sì, ma ad oggi non c'è nulla, ecco, c'è solamente c'è una prima tranche che dovrebbe essere pagata il 15 novembre e poi entro il 15 dicembre una seconda tranche a seconda della grandezza dell'attività economica che si svolge e che è stata chiusa o limitata dall'ultimo DPCM. E quindi niente, c'è una grossa nebulosa per cui si sa solamente che adesso sono tutti in perdita e Certo. quindi praticamente di fatto sono chiusi di fatto. Io mi chiedo anche se quegli imprenditori, quei cittadini che ancora aspettano, no, i soldi promessi durante il primo lockdown, se si recupererà, insomma, anche questo ritardo nel pagamento, perché ci sono molti che ancora non hanno ricevuto questo primo ristoro. Molti non lo hanno ricevuto e molti hanno chiuso, per cui c'è anche il problema che chi ha chiuso, se può riceverlo ora, che comunque un danno l'ha avuto, per cui ancora a distanza di mesi non è stato, diciamo, esaurito in termini di soddisfazione le prime misure quando c'è stato il lockdown, ancora si deve esaurire in termini di soddisfazione il precedente e siamo ufficialmente partiti con la seconda tranche, diciamo, di interventi pubblici e quindi noi aggiorneremo settimana per settimana l'andamento perché poi il polso della situazione lo abbiamo perché trattiamo quotidianamente con queste problematiche. L'unica cosa è questa, speriamo che comunque almeno questo serva perché sappiamo che anche dal punto di vista ecco, anche, sanitario sappiamo benissimo che non siamo messo affatto bene Certo. come strutture ospedaliere, per cui diciamo che le regioni del sud, la Calabria in particolare, si trova diciamo, in un gap diciamo, strutturale per cui sarebbe pericoloso l'incremento diciamo, di casi, di ricoveri e quant'altro perché sappiamo Certo, perché come benissimo dici, che siamo in crisi anche dal punto di vista sanitario. certo, magari bisognava investire in questi mesi, no, che abbiamo avuto di apparente calma, no, dopo il primo lockdown, quindi è questo che anche la gente chiede e dice, forse bisognava investire per potenziare, no, il sistema sanitario, insomma farsi trovare non impreparati, lo stiamo vedendo anche per quanto riguarda le scuole, no? Certo si è deciso di consentire le lezioni in presenza, adesso molte scuole stanno purtroppo chiudendo No, proprio perché, sì, si sono comprati molti banchi con le rotelle, ecco, perlomeno non in tutto il territorio nazionale perché io ho figli a scuola, per cui se vi era prima del lockdown le classi pollaio, 29 studenti più il professore 30, dopo il lockdown
stessa situazione, 29 studenti più. Io quindi ho visto in televisione che comunque sono stati acquistati banchi con le rotelle, però diciamo forse perché noi siamo in Calabria, siamo insomma giù e quindi arrivano più tardi, però diciamo oltre a questo diciamo, abbiamo osservato che già molti sono con la didattica a distanza e sembra che a breve ci sarà una chiusura totale. Una chiusura totale. Per cui diciamo, ecco, lo sbandieramento che l'istruzione era miseramente è caduto per colpa del fato. Sicuramente non è colpa di nessuno perché poi andando a vedere sembra che la responsabilità non sia di nessuno. Però certo, questo ecco, i cittadini ecco, è un'occasione di critica e ecco, possono leggere tante cose anche da questi accadimenti, perché siamo molto arrabbiati per tutta questa storia. Beh, è chiaro, i cittadini siamo arrabbiati e quindi dobbiamo reagire civilmente, naturalmente, ovvio, solamente con modi civili, però diciamo è successo tutto ciò. Quindi per questo insomma c'è questo malumore, questo malcontento, purtroppo insomma una situazione davvero non bellissima, quindi intanto vediamo di dare ai nostri telespettatori come sempre qualche indicazione utile, perché stavamo dicendo ci sono tante famiglie che sono davvero in crisi, in difficoltà. Ci sono dei soldi che sono stati promessi dallo Stato proprio per venire incontro alle esigenze di tanti nuclei familiari, ci sono persone che hanno perso il lavoro, pensiamo a quegli imprenditori che hanno dovuto abbassare per sempre la saracinesca, lì hanno perso il lavoro. Hanno perso tutto, hanno perso. I loro dipendenti lì hanno perso il lavoro, cioè come puoi non licenziare se un'attività viene completamente chiusa, quindi, però ci sono degli aiuti avvocato. Gli aiuti più importanti, allora siamo in attesa proprio di conoscere poi la settimana prossima, magari portiamo proprio materialmente i modelli che ancora non ci sono. E sappiamo benissimo che si daranno in ragione del parametro del mancato guadagno e quindi della perdita che si avrà dato le nuove misure restrittive, che vanno dal 150% fino al 400% del reddito parametrato col mancato guadagno. Per cui, intanto avvocato, la interrompo perché abbiamo una telefonata. Pronto? Buonasera. Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Posso fare un paio di domande all'avvocato? Certo. Non sono domande di protesta, però bisogna pensarci pure. Allora, il governo Conte sta pensando giustamente di aiutare le fasce deboli, chi non lavora, li deve aiutare, per carità. Anche se si dovrebbe anche preoccupare di cosa fanno, perché se tu regali reddito di emergenza, bonus spesa, reddito di cittadinanza, va bene, comunque questo non riguarda me, ma ci sta pensando a chi lavora, che percepisce lo stipendio con busta paga e assicurato. Se i comuni non ricevono più risorse perché le tasse vengono sospese, rinviate di mese a mese, dovevano essere pagate adesso a ottobre-novembre, sono state rinviate di nuovo, già i comuni erano nella situazione precaria. Quando a noi ci pagano in ritardo con stipendi di 900.000 euro, noi siamo tagliati fuori da tutte queste misure e nessun sindacato parla, nessun partito parla, perché noi abbiamo le buste paga. Ai comuni buoni spesa non te ne danno, perché tranne che uno non ha il coraggio di dichiarare il falso, dice se io non lavoro, perché figurati se il comune controlla, quello te le dà a tutto, non se ne importa niente. Però poi se ci va un controllo ti vengono ad arrestare. Il comune non ti dà il buono spesa, il reddito d'emergenza non te ne tocca, non ti tocca niente. A noi non ci ha nominato nessuno, né la scorsa volta né adesso. Crediamo che aiutano chi lavora in nero, volutamente, io dico perché lo fanno volutamente in quanto guadagni il doppio, lavori in nero, più guadagni il reddito di cittadinanza, di emergenza e tutto il resto. E tanto non ti controlla nessuno e nessuno ti controllerà. A noi però non ci ha pensato nessuno, eppure i ritardi ci sono.
Io questo volevo, ma non si interessa nessuno di questa situazione. Che ritardi ci sono? Che ritardi ci sono nel pagamento degli stipendi? Quando ci sono i ritardi nei pagamenti, no? Chi percepisce 800-900 euro di stipendio, come deve fare? Certo. Chi deve C'è anche un mese di ritardo. Ma chi è fortunato che c'è il genitore, va da un genitore, ma chi non ce l'ha come fa? Certo. Queste cose vanno anche viste, perché noi siamo stati esclusi e nessun sindacato ha mosso un dito da tutte queste misure, perché si potevano fare le misure pure per chi percepisce uno stipendio. Voi però che lavoro fate? 800-900 euro non sono stipendi buoni. Che lavoro fate? Buonasera, arrivederci. Che lavoro fate? Niente, ha messo giù. Vabbè. Molto probabilmente sì, il telespettatore che ha fatto un'osservazione pertinente comunque. Tutti coloro che lavorano in appalto presso le municipalità, quindi cooperative, sia per quanto riguarda la pulizia e quant'altro, e quindi sono legati da un bilancio comunale oppure e quindi la ditta o la società per cui lavorano è praticamente pagata da un ente pubblico o da un comune. Ovviamente l'osservazione è giusta, perché avendo di fatto da marzo 2020 posticipato tutti i pagamenti di tutte le tassazioni, è ovvio che viene a mancare anche per i comuni quell'entrata che era dovuta alla riscossione, al pagamento dei tributi. Ed è giusto quello che dice il telespettatore, perché è vero che percepisce uno stipendio da lavoro dipendente, però proprio perché sono stipendi esigui, quando ritardo salta tutti quanti hanno degli obblighi, la rata che scade, la rata di mutuo o il debito che uno ha contratto, e comunque anche per vivere. Anche questo era, giustamente il telespettatore dice, noi sembra che siamo quasi una categoria protetta, che protetta non siamo, quindi non è semplicemente avere un lavoro a tempo indeterminato presso datore di lavoro privato, perché il pubblico, diciamo, ha altre logiche. Però è vero, questo è anche un problema che in questo periodo avrebbe dovuto trovare una via d'uscita, perlomeno garantire il regolare pagamento, regolare e puntuale pagamento perlomeno, e quindi intervenire anche sulle municipalità. Certo. È proprio vero, sì. No, anzi io ringrazio questo nostro telespettatore, perché noi, questo spazio, no, da 10 anni, certo. che è nato proprio con questo spirito, cioè far ascoltare la voce delle persone. Quindi questo è anche importante, perché ha ragione, spesso vengono ignorati questi lavoratori, cioè non sono inclusi in nessun tipo di percorso o di aiuto, perché sulla carta hanno il lavoro e hanno lo stipendio, quindi sulla carta. Nella pratica, come diceva giustamente, se non ci fossero i cari genitori che magari ti aiutano a pagare il mutuo e anche a fare la spesa, questi lavoratori anche con un mese di ritardo insomma salta tutto, perché non dimentichiamocelo, perché le bollette, quelli di luce, gas e quant'altro, arrivano. Il lockdown non c'è stato per le bollette. Sì, e tolgono e staccano le utenze. E staccano le utenze. In modo liberticida, però staccano le utenze. Ecco, pensiamo a una famiglia, no? Adesso andiamo anche incontro all'inverno, quindi si accenderanno, no, fra un po' anche i riscaldamenti, quindi si avrà un consumo maggiore, no, per quanto riguarda il gas. E ci sono famiglie che non hanno... Sì, ma lo diciamo sempre, questi servizi essenziali non vengono garantiti. È una battaglia che facciamo da sempre, perché le famose bollette sociali, certo, nel senso un minimo standard di consumo di energia elettrica, di gas, deve essere garantito dallo Stato, in uno Stato liberale, anche perché il principio di uguaglianza in questi mesi è stato veramente calpestato. Ricordo sempre che chi ha disponibilità economica vive la pandemia in modo molto diverso da chi non ha reddito o un reddito molto basso, per non parlare della possibilità di cura. Questo non ce lo dimentichiamo mai, che in questi anni ci sono i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. Chi non ha i soldi, ecco, è come la polvere che si nasconde sotto il tappeto. Quindi in Italia attualmente c'è questo. Quindi chi non ha reddito è come se non avesse
asilo come se non fosse cittadino. Questa è la situazione. Mi devo Proprio fermare pochi istanti per la pubblicità, però dicevo è importante far sentire la voce, queste voci, essenziale. Ecco, perché magari chi ci ascolta ci può anche pensare, no? Chissà, Certo. fare un suggerimento, no? Perché bisogna vedere anche queste cose. Ne parleremo tra poco dopo il rientro in studio, perché questo delle bollette è un problema molto serio, sentito dalle famiglie e da quelle aziende che hanno un calo di fatturato dovuto in questo periodo di pandemia, oppure hanno proprio un azzeramento del fatturato, però le bollette arrivano. Ne parleremo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare con l'avvocato Rogliero. Prima abbiamo aperto questo argomento molto sentito davvero da tanti telespettatori, tanti cittadini, questo delle bollette che non vanno in lockdown, non vanno in vacanza, per carità. Bisogna pagarle le bollette, però quando c'è un momento di crisi, se una persona ha perso il lavoro, viene a mancare il reddito, un'azienda costretta a dimezzare il fatturato, ma le utenze rimangono sempre quelle poi. Quindi bisognerebbe venire, no, incontro, avvocato, a queste persone proprio per almeno dilazionare i pagamenti, perché se un'azienda paga in periodo normale di piena attività 1.000 euro, faccio un esempio, in un periodo di attività dimezzata paga la stessa cifra, c'è qualcosa che insomma non va bene. Non va bene, naturalmente, c'è la possibilità naturalmente per tutte diciamo, le utenze di richiedere la dilazione di pagamento. Se naturalmente sappiamo che le bollette sono mensili, però poi la fatturazione la possono fare anche bimestrale, massimo bimestrale. Se il periodo di crisi dura poco va benissimo, altrimenti l'ente gestore non fa rateizzazioni su rateizzazioni, non fa rateizzazioni quando c'è già una rateizzazione in corso, per cui è il cane che si mangia la coda. Certo, per cui il problema, ci vorrebbe un provvedimento ci vorrebbe un alto. provvedimento, Ecco. perché tutti i gestori che operano in Italia si devono fare anche carico delle famiglie meno abbienti, per cui non gravare queste famiglie anche dal distacco, oppure costringere molte famiglie, come sappiamo, che evitano di riscaldarsi per evitare di consumare, per cui sappiamo benissimo che soprattutto nelle età fragili, quindi l'inizio della vita e diciamo l'età adulta, naturalmente si è più fragili e si va incontro a patologie che poi vanno ad appesantire il Servizio Sanitario Nazionale, e quindi c'è un costo immenso anche per la collettività, per cui intervenire con misure eque per il principio di uguaglianza. Ormai comunicare, riscaldarsi, abitare una casa, penso che sia un diritto che deve essere garantito a tutti quanti. Soprattutto io dico in un periodo di emergenza. Un periodo di emergenza, ecco, non bisognerebbe pensare, diciamo, ai bilanci economici di chi presta servizi, ma piuttosto, diciamo, affinché la popolazione possa essere messa in grado di stare in salute e poi di produrre. Certo. Io vedevo nel monitor di servizio Cristian Scalmazzi, ecco, lo vedo di nuovo, Compim Italia. Bentornato, dottor Scalmazzi. Buonasera a voi. Allora, prima stavamo dicendo di questi ristori, no, per le aziende, delle attività che sono costrette a chiudere per questo periodo in base al nuovo DPCM, oppure limitare fortemente appunto la propria attività. Chiaramente l'attenzione è concentrata su questi ristori. Ecco, io vorrei sapere da lei un po', ha il polso della situazione, lo dicevamo anche l'altra volta, come bisogna fare per ottenere questi ristori e quante sono invece le attività che ancora aspettano i primi ristori, quindi quelli del primo lockdown? Allora, diciamo che i ristori che sono previsti dal nuovo DPCM
del quale ancora e siamo in attesa che oggi venga pubblicata la Gazzetta Ufficiale affinché si possa dare inizio a questa ondata di rimborsi. Che cosa prevede? Allora, rispetto ai primi ristori, le cui domande sono scadute il 13 di agosto del corrente anno, dove abbiamo ancora un 20% di attività che sono in attesa di ricevere gli indennizzi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Era notizia del mese di settembre che molte imprese non avevano ricevuto il denaro che spettava per problemi di mancanza di fondi da parte dell'Agenzia delle Entrate. E ci sono molte imprese che dovranno ricevere questo indennizzo a partire dal mese di novembre, che ancora da luglio sono in attesa di ricevere, di vedersi riconosciuto quanto avevano richiesto le precedenti domande. E la cosa grave è che queste aziende sono proprio quelle che in questo momento sono interessate da questo, chiamiamolo mini lockdown, ma che è un lockdown vero e proprio per queste imprese. Parliamo di bar, parliamo di ristoranti, alberghi, affittacamere. E questo cosa sta comportando? Sta comportando che queste imprese che già avevano difficoltà, alle quali comunque hanno cercato di far fronte attraverso l'accensione di prestiti, sia attraverso i prestiti garantiti, garanzia di Stato, ma hanno fatto fronte anche e soprattutto attingendo a liquidità personale e con prestiti che sono stati erogati anche a tassi notevolmente elevati da parte di finanziarie per far fronte a pagamenti di contratti di locazione, per far fronte a bollette energetiche, per far fronte al pagamento di quei dipendenti che se con una riduzione di lavoro alcune aziende hanno deciso di non lasciare a casa e comunque di farli lavorare. Quindi si sono indebitati, ecco. Si sono indebitati. Ecco. Purtroppo per continuare, ecco, a lavorare, per continuare a sostenere anche i propri dipendenti, ecco, purtroppo sono dovuti ricorrere a prestiti, quindi questo significa debito, ecco, che se non arrivano al più presto questi ristori, queste attività che fine faranno, dottor Scalmazzi? Queste attività saranno destinate, se non nel corso dei prossimi mesi, purtroppo a dover abbassare le saracinesche e diventare percettori di reddito di cittadinanza. Ecco, andiamo tutti a confluire, no, in questo Ma processo. è così perché, parliamoci chiaro, anche i percettori di reddito di cittadinanza vorrebbero trovare un lavoro, Certo. perché naturalmente vogliono lavorare e non essere assistiti, perché diciamo poi a nessuno piace essere assistito, ma essere protagonista del proprio destino, per cui questo è. Però praticamente poi succede questo, perché chi gliela fa fare veramente a uno a rischiare sulla propria pelle, perché stiamo parlando che quando uno rischia patrimonialmente e personalmente sulla propria pelle per non aver nulla a fine mese, è ovvio si mette al reddito di cittadinanza, per cui dice non fa niente tutto il giorno, però perlomeno diciamo qualcosa se la trova, minimo, ed è così. Stiamo parlando delle attività, non ci dimentichiamo che ci sono soprattutto in tutta la Calabria poi le piscine, Le palestre, dove le centri palestre, sportivi. stavo parlando delle piscine perché ci sono molti, diciamo, conosco molte società qui in Calabria che hanno strutture rilevantissime e dove soprattutto assicurano anche quei percorsi terapeutici che si fanno in piscina per persone che hanno necessità di appunto Certo. fare ecco, quei protocolli che prevedono l'acqua, soprattutto le persone disabili o le persone con difficoltà motorie e quant'altro. Anche questo è stato interrotto di botto, con l'aggravante che alcune strutture, nel caso specifico le piscine, anche durante la chiusura la manutenzione deve essere continua, perché non si può lasciare
cioè le vasche piene, Certo. perché altrimenti poi succede il finimondo e quindi c'è sempre quindi consumo di energia, consumo per... no, e quindi c'è tutta una manutenzione che lockdown o meno deve essere assicurata. Garantita, certo. E gli imprenditori se non possono, al credito bancario non si ci accede, anche prima del lockdown non si accedeva, per cui se uno ha garanzia accede al credito, se non ha garanzie non accede. Dopo che c'è stata la tragedia del primo lockdown e adesso questa, per cui veramente, ecco, se non si diciamo, norma questa situazione, nel senso che indipendentemente da Basilea 2 e dalle norme che regolano la concessione del credito, quindi si interviene lì con DPCM per facilitare, la gente non vuole regalati i soldi, però perlomeno nelle necessità e nell'investimento aziendale non vuole avere problemi. Problemi in che senso? Tutta una burocrazia esasperante e poi magari arrivano i soldi quando l'attività è già chiusa o irreparabilmente pregiudicata. Certo, poi non dimentichiamo, io faccio intervenire anche il dottore Scalmazzi, che spesso si fa il paragone anche con altri paesi europei che stanno vivendo questo momento difficile di pandemia, cioè anche i lockdown in Francia, in Germania. C'è una piccola differenza però, dottore Scalmazzi, che in Germania gli imprenditori sul conto corrente ce l'hanno subito questi soldi, è così. Qui da noi invece dobbiamo aspettare mesi. Allora, non solo in Germania ci sono stati aiuti immediati per quanto riguarda le imprese, ma anche il sistema bancario e finanziario ha reagito in modo diverso, perché comunque ha messo a disposizione delle somme immediatamente a favore dei clienti proprio per sostenere le attività, cosa che purtroppo da noi non si è verificata. Ma quello che dico io, le problematiche che succedono qui da noi rispetto ad altri paesi esteri sono legate soprattutto alla burocrazia. Certo. Va bene? Perché anche oggi diventa difficile, non solo per l'impresa, ma anche per l'utente cittadino, con lo smart working, ad interfacciarsi con qualsiasi ufficio pubblico. Cioè, voi provate ad avere l'esperienza di un cittadino che oggi deve iniziare un'attività lavorativa ed ha bisogno di un documento del centro per l'impiego. Se un cittadino che non è digitalizzato si deve rivolgere a qualcuno che gli predispone una mail per inviare dei documenti via email, deve attrezzarsi con sistemi per scannerizzare un documento, cioè non diventa un sistema vivibile e che va incontro in una situazione di emergenza, perché poi se si parla di emergenza gli interventi dovrebbero essere immediati. Certo. Cioè, se a livello sanitario una persona ha un infarto, non è che lo ricoverano dopo 20 giorni. Cioè, ci deve essere un intervento immediato ed incisivo e questo purtroppo non succede. Per quanto riguarda, diciamo, questo sostegno economico che adesso dovrà arrivare alle imprese, dove sia il capo del governo che il ministro delle finanze si sono impegnati a far arrivare questo denaro entro il 15 di novembre, sono comunque delle cifre che non permettono di poter dare sostegno alle imprese che stanno sul mercato. Servono operazioni più incisive per le imprese, perché un'impresa che ha ricevuto 2.000 euro a luglio, a giugno, ne raggiunge 4 e oggi va a prendere il 150% in più di quella cifra, che sono 3.000 euro. Ma abbiamo imprese che pagano 3.000 euro di fitto al mese per alcuni locali e attività. Cioè, non dimentichiamo che il decreto attuale dovrebbe dare sostegno a determinate tipologie di categorie. È così, non è. Io la interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata, rimanga anche con noi. Pronto? Pronto? C'è la telefonata? Pronto? Allora, se c'è la telefonata, altrimenti faccio concludere il dottore Scalmazzi. Niente, allora può concludere il dottore Scalmazzi. Allora, stavo spiegando. Allora, che si vanno a sostenere solo determinate categorie.
senza tenere conto che dietro a queste categorie che vengono individuate con questi famosi codici Ateco, che nulla sono che un numero statistico con la quale viene individuata l'attività economica, ma dietro a questo numerino, che magari è un ristorante o una sala ricevimenti, ci stanno nella filiera produttiva attività che non ricevono nessun indennizzo. Però se io ho una lavanderia industriale e faccio l'attività di pulizia del tovagliato per sale ricevimenti e ristoranti, nel momento in cui c'è il lockdown alle ore 18, se io con la lavanderia starò bloccato un mese senza ricevere nulla, e numerose persone rimarranno, e numerose imprese rimarranno all'interno della filiera ai margini dei rimborsi, perché purtroppo io dico sono sempre quelle persone che lavorano dietro le quinte e non in prima linea, che però purtroppo sono sempre quelle che fanno il lavoro sporco e alla fine sono sempre quelle ad avere meno rilevanza all'interno di qualsiasi discorso che viene fatto purtroppo a livello macroeconomico. Perché qua tutto quello che si fa lo si pensa a livello macroeconomico senza poi guardare nel nostro piccolo e soprattutto i territori. La interrompo perché abbiamo la telefonata, insomma queste aziende, queste attività rimangono nell'ombra anche per quanto riguarda eventuali aiuti. Vediamo se c'è la telefonata adesso, pronto? Niente, abbiamo problemi sulle linee. Enzo, c'è la telefonata? No, abbiamo problemi sulle linee. Dottore Scalmazzi, dicevo, ci sono queste aziende dell'indotto che anche rimangono nell'ombra per quanto riguarda gli aiuti, cioè non solo che fanno un lavoro importantissimo, no? Ma dietro le quinte. Sì, è la filiera, perché la filiera praticamente è uno degli anelli della catena. La filiera concorre al prodotto finale. Quando si va a dare un contributo nei termini che ha detto il dottore Scalmazzi, perché praticamente già non serviva prima, se diamo una miseria anche adesso non serve per mantenere l'attività commerciale aperta, quindi il prodotto finale è praticamente frutto di una serie di servizi che altre aziende hanno prestato e naturalmente capiamo bene che se muore la filiera praticamente il prodotto, cioè non ci sarà né prodotto né filiera. Bisogna che queste norme vengano costruite, come ho detto prima, sentendo i rappresentanti di categoria, perché solo chi fa un determinato lavoro ne capisce le problematiche e soprattutto le dinamiche. Certo. Quindi semplicemente questo, perché mo stiamo scoprendo altre fasce di povertà, che sono tutti coloro che lavorano dietro a un'impresa. Queste sono nuove povertà. Abbiamo la telefonata, pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Da Modotto Fuoco. Benvenuto, prego. Volevo fare una domanda all'avvocato. Sì. La potete fare. Ecco. Grazie. Avvocato, volevo dire solo un'informazione. Perché quando si precisa, come i vecchi bonus delle case vecchie, quando ricevi 10.000 euro e compagnia bella, e gli altri che promettono in tutti questi anni che fa l'INPS, però non risulta niente. Perché poi è tutta una messa in scena. Qua di dinero vero e proprio non ce ne sta. Come il 100% e il 110% dei bonus per le case, per la copertura, per questo, per il cappotto. Prima cosa di tutto è tutto gratuito al 110%, poi l'architetto può pagato, l'ingegnere può pagato, quello può pagato, il bonus al comune può pagato. No. Allora, il bonus 110%. C'è. Voi dovete stare, grazie per la domanda. Per quanto riguarda secondo questo, me non si chiede. però come diciamo sempre, non vi dovete rivolgere a chi viene a bussare alla porta di Sì, casa. c'è un ingegnere, ho capito benissimo, avvocato. Perché le società serie, quindi i gestori di energia in primis, poi ci sono delle società serie che praticamente basta che
Senti, quando vi si propone davanti scusate se una vi interrompo. società... Scusate, avvocato, se vi interrompo. Sì, dica. Ma se l'avvocato sta parlando, che posso dire? La società è seria, giustamente, lei ha ragione, avvocato. Però c'è una cosa. Quando uno si rivolge a un architetto, a un geometra, al comune, o magari a un'informazione, e si dice all'architetto, io devo fare il progetto, io devo fare questo, e mi devi pagare. Poi dice all'agenzia delle entrate, se non so se la domanda viene ammessa. No, ma non funziona. Scusi, questi soldi dove io i cacci, Guardate, guardate. Facciamo chiarezza. Sì, facciamo ecco, chiarezza. facciamo chiarezza, grazie per la domanda. Grazie, Ascolti con grazie. attenzione quello che le dice Grazie a l'avvocato. voi, no? Ma questo è solo un imbroglio. Sì, No, però voi che state a fa lo sentire Stato. un attimo. Intanto facciamo la differenza se è in condominio oppure se è un'abitazione privata, perché poi insomma ci sono anche altre cose. Non è condominio. In condominio. Il condominio è un'altra cosa. Sì, ma vi sto dicendo... Perché dopo io devo aspettare, se dietro le entrate mi fa la domanda, e intanto io l'ingegnere... Io le chiedo solo una cosa, pagare. poi ascolti la risposta dell'avvocato con attenzione perché bisogna Va fare benissimo. davvero chiarezza. Lei abita in condominio oppure vuole fare questa cosa? Io per- abito in casa propria. Perfetto. Se è bifamiliare avete accesso, se non è bifamiliare no. Sì, Per sì, cui è casa mia, è casa mia. No, sì, dopo vabbè. familiare È di due bifamiliare, chiedo scusa. persone. Come Un'abitazione... prima casa. Vabbè, Perché diciamo... va bene che adesso vi faccio... vi Ascolti dico- con attenzione, grazie per la domanda. allora, Grazie a voi. sta parlando il telespettatore, praticamente del bonus ristrutturazioni case e in particolare era interessato per lo sconto del 100% in fattura. Facciamo chiarezza. Tutti i bonus eco, per cui serve semplicemente risparmio energetico per rendere ecologici praticamente il patrimonio immobiliare italiano e anche per dare una mano, un incentivo al motore dell'Italia che è il settore edilizio. Allora, per quanto riguarda il bonus, quindi 100%, che significa avere il 100% di sconto in fattura, è ovvio, come abbiamo sempre detto, che non tutti possono farlo, perché non tutti hanno le credenziali presso un istituto bancario, presso l'Agenzia delle Entrate, perché sono, lavori, interventi molto onerosi. Quindi vi sono delle grossissime società, in primis i gestori di energia elettrica, adesso anche quelli del gas e adesso stanno intermediando anche grossi gruppi immobiliari. Che cosa deve fare il cittadino o il condominio? Quindi non chi va porta a porta, ma a parte si può informare presso le locali camere di commercio, per cui sanno esattamente dire quelle che sono abilitate e quelle che operano in questo campo, oppure direttamente ai gestori, come si fa solitamente quando uno vuole cambiare la caldaia, chiama il gestore presso cui c'ha la fornitura e la caldaia gli viene data e quindi sa con chi ha a che fare. Questo per quale motivo? Quando si appalta, quindi un lavoro che prevede il 100% in fattura, è un appalto che prevede una fattibilità del progetto da parte del soggetto che si prende, questa società che si prende in mano la cura, quindi il cappotto termico e tutto Pannelli quanto, i solari, pannelli solari e tutto quello che ci vuole, e praticamente è a costo zero, quindi è proprio a costo zero. Quindi l'architetto che vuole essere pagato come perché ci l'architetto, sto tornando, tutti gli altri bonus, quindi per le serrandi il 60%, per i pannelli solari il 30%, quelli c'erano prima del lockdown e ci sono anche adesso. Quella è una ristrutturazione e il privato cittadino concorre ad avere praticamente il credito d'imposta. Mette delle spese ammissibili al credito dell'imposta per il 70%, quindi quel 70% poi gli viene restituito, intanto lo paga e poi gli viene restituito e paga anche l'architetto che esegue i lavori, se è anche direttore lavori, però quello è un rapporto privatistico che nulla c'entra con il bonus 100%,
110%, 100% di sconto in fattura. Quello non c'entra nulla. Ditemi. Sì, ci dica velocemente, perché abbiamo Ma altre su questo telefonate. 10% che faccio lo Stato maggiore, l'architetto, l'ingegnere o il geometro che presenta il progetto che la casa deve essere a posto, chi lo paga? La società che appalti i lavori ve l'ho detto prima, però... Allora deve essere associato con la banca, poi la banca giustamente... non tutte le banche usufruiscono queste cose. Guardate, però quello che vi posso consigliare, perché vedo che voi cercate di apprendere e fate bene, però non sono, vi ripeto, forse è meglio che qui vi dovete far seguire per forza, Certo. perché No, non potete, se vi presenti il progetto non è una cosa... Perché questa forse per lo Stato è forse una truffa. No. Guardate, sapete cosa vi posso consigliare e fatelo? Recatevi presso, voi siete di Montaltofugo, appena arrivate a Cosenza, andate alla Camera di Commercio e c'è come entrate... Sono stato nelle vecchie imprese, quindi lo so. No, però fatevi dare informazioni, perché anche lì vi danno tutte le informazioni su come fare e dite che cosa vi serve. Io secondo me che l'avvocato l'impressione che cerca architetti, avvocati, architetti, giovani. No, pure avvocati, ma non funziona, voi non dovete avere a che fare con condomini che stanno usufruendo, no? Che si sono messi senza pagare nulla. Non insomma. Devono, per questa misura del 110%, quindi per questo bisogna informarsi bene. Bisogna informarsi bene, essere seguiti in questa fase. Certo, perché chiaramente se uno deve non pagare esiste architetto, eccetera, non ne vale la uno pena. non se la poi. aggiusta la casa, certo. Poi non gli rimangono soldi. Certo. Io la ringrazio per la sua telefonata, ma abbiamo altre richieste, ecco, in linea. Intanto abbiamo anche una richiesta WhatsApp, abbiamo sempre il dottore Scalmazzi, dobbiamo chiudere anche il discorso per quanto riguarda le imprese. Sempre per l'avvocato, il nostro telespettatore vuole un chiarimento sull'aumento delle pensioni di invalidità. Ripetiamo insomma come funziona l'aumento delle pensioni di invalidità? Allora, per quanto riguarda, qui bisogna sempre prestare un po' attenzione. Praticamente qualche giorno fa, per fortuna, che è uscita anche una circolare da parte dell'INPS che ha fatto chiarezza anche su altri tipi di aumenti di pensione. Per quanto riguarda la invalidità, coloro che percepivano la pensione, che erano invalidi al 100%, praticamente è raddoppiata la pensione che prendono, quindi la mensilità che loro prendono. Leggo perché... allora, me lo dice dopo la pubblicità? Sì, dopo la pubblicità, avvocato, senz'altro che questo è interessante perché sono incluse anche altre categorie. Ecco, insomma dobbiamo dare la linea alla regia, quindi Perfetto. Ne parleremo con calma nell'ultima parte della nostra trasmissione, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, con l'avvocato Rodiglieri concludiamo il discorso sull'invalidità e poi andiamo con Scalmazzi. Sì, perché possiamo dare anche quali sono i limiti di reddito, perché è molto importante. Quindi abbiamo detto che chi, rifacendosi alla famosa sentenza della Corte Costituzionale, adesso gli invalidi, lo sanno tutti gli invalidi, al 100% riceveranno il doppio di quello che percepivano prima e lo avranno in automatico, senza far nulla. In più però, questa provvidenza la avranno sia chi ha la pensione di invalidità, perché all'invalidità al 100%, e praticamente, naturalmente, la potranno avere anche, questo è un adeguamento fino a 651, praticamente aumento, come abbiamo detto prima, anche chi percepisce già una pensioncina perché è sordo,
i ciechi, i civili assoluti e titolari di pensione di inabilità. Stiamoci attenti perché la pensione di inabilità, questa è quella, la legge 222 dell'84. E la cosa importante qual è? Quindi ci sono queste categorie anche di inabili che possono avere, diciamo, questa maggiorazione. Però queste categorie devono, dal 30 ottobre, devono incominciare, se la fanno adesso pure è meglio, entro, diciamo, dalla prossima settimana possono incominciare a fare la domanda di incremento. Come si fa? Si fa andando presso un patronato. Ricordiamoci che presso i patronati, quindi anche gli inabili, Certo. come ho detto prima, presso un patronato chiederanno naturalmente la situazione reddituale. E quindi che cosa facciamo? Per avere diritto a questa maggiorazione, il singolo, cioè nel nucleo familiare soltanto una persona, non deve superare gli 8.469 euro. Okay. Se sono due persone arriva fino a 14.447, per cui un largo ventaglio. Poi ricordiamo che dal reddito non viene considerato, quindi messo a reddito, chi percepisce una pensioncina di guerra, l'indennità d'accompagnamento, l'indennizzo per quelli che sono stati danneggiati dagli emoderivati e quant'altro. Per cui, ritorniamo alla domanda di prima, gli invalidi al 100% senz'altro avranno la maggiorazione e se la trovano in automatico. Gli inabili, come ho detto prima, sempre al 100%, avranno questa maggiorazione a domanda. Quindi si devono recare presso un patronato, quindi si può andare, ecco, prima si va da un patronato e si fa la domanda di avere la maggiorazione e meglio è, in modo che possono usufruire anche di questo. Quindi allora, non è in automatico per gli inabili, certo, solo per chi ha gli invalidi al 100%. A proposito di invalidità civile, c'è un'altra segnalazione che arriva sul nostro numero WhatsApp. Questo nostro telespettatore vuole chiederle qualcosa in merito al ritardo dell'INPS nell'espletazione delle prime visite tramite la commissione medica di invalidità civile. Ha fatto domanda questo nostro telespettatore a gennaio 2020 per invalidità civile. E ancora niente, aspetta. Allora, purtroppo è capitato in un periodo veramente molto disgraziato. Sono pandemia. capitati molti che si sono rivolti presso il Codacons, abbiamo sollecitato e naturalmente le risposte sono state che in causa Covid praticamente hanno rinviato tutto quanto. Non è il caso sicuramente del telespettatore che ha inviato la domanda via WhatsApp, ma praticamente l'unica accelerazione che si può avere se si ha bisogno della visita domiciliare, quindi la commissione di prima istanza con le sicurezze del caso va presso il domicilio di chi richiede la visita, sempre se c'è necessità però che deve essere prescritta dal medico curante, quindi soltanto se c'è una certa gravità, certo, se c'è un aggravamento allora va la commissione di prima istanza, altrimenti deve aspettare perché l'ha fatta pandemia, a febbraio, però gennaio 2020. a gennaio 2020, a marzo ci hanno chiuso, per cui quindi, diciamo insomma, deve attendere. E i benefici decorrono dalla domanda, non dalla visita. Da gennaio 2020. E tutti i benefici economici poi decorreranno da gennaio. E invece volevo chiedere al dottore Scalmazzi, a proposito di benefici economici, insomma abbiamo parlato un po' dei ritardi che ahimè ancora ci sono. Per quanto riguarda sempre i ristori, chi ha avuto questo ristoro nella prima fase, quindi durante il primo lockdown, credo sia in automatico, giusto? È stata un po' allargata, no? Poi la platea degli aventi diritto a questo ristoro. Che cosa devono fare invece? Allora, chi non ha... allora, per quanto riguarda i requisiti soggettivi, in questo nuovo decreto è previsto che possono presentare domanda di accesso al contributo tutte le partite IVA attive fino alla data del 25 ottobre 2020. Cosa significa? Che
se un'impresa ha avviato un'attività di sala ricevimenti a giugno di quest'anno, che cosa può fare? Può in questa fase fare la domanda per avere l'indennizzo, anche se precedentemente non aveva fatto nessuna richiesta di contributo. Come ha detto lei giustamente, chi ha già ha presentato domande entro il 13 di agosto dovrebbe, e ci tengo a sottolineare il dovrebbe, ricevere l'indennizzo entro metà novembre. Tutti gli altri, ovvero chi ha magari aperto una partita IVA dal 13 di agosto fino alla data odierna, fino alla data del 25 ottobre 2020, invece dovrà presentare obbligatoriamente una nuova domanda, sempre se rientra all'interno di uno di quei codici Ateco che sono indicati nell'allegato 1 del decreto. Tenete presente che i ristorni, a seconda della tipologia di attività, vanno dal 100 al 400%, dove il 400% viene dato soltanto a una tipologia di impresa, che sono discoteche, sale da ballo, nightclub e attività similari. Certo. La interrompo ancora perché poi mi piacerebbe sapere, voi visto che un po' state accanto, no, alle piccole e medie imprese del territorio, un po' com'è la situazione, com'è cambiata, no, la situazione in questi ultimi giorni. Non so se avete più richieste, me lo dirà tra poco perché abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? E buonasera da Cosenza. Benvenuta intanto, prego. Grazie. Io volevo chiedere una cosa all'avvocato. Sì. Ha parlato della pensione di invalidità per gli anziani. Sì. Allora, quello che io volevo sapere, noi che abbiamo una piccola pensione, dobbiamo andare al patronato, 278 euro. Non abbiamo diritto, anche perché giorni fa mi ha chiamato l'INPS. Forse dovrei aspettare l'altro verbale che mi mandano per poter poi inoltrare questo aumento. O a 278 euro al mese non ci tocca nulla. No, Tutto qui volevo sapere. siete... Grazie. No, rimanga in linea, La signora. domanda più importante, avete un'invalidità al 100% o una inabilità al 100%? No, l'80%. E all'80%. all'80% non rientrate. No. Allora, la Corte Costituzionale ha sancito il raddoppio per tutti coloro che hanno l'invalidità al 100%. Adesso l'INPS ha esteso anche questo beneficio anche a delle categorie praticamente di inabili. Però ci deve essere sempre il 100%, quindi con l'80% c'è una proposta di legge perché giustamente come percepite voi, chi è all'80% e al 100% è sempre persona in stato di disagio, per cui è vero quello che magari la telespettatrice aveva domandato, posso accedere pure io, perché è ovvio che avere un'invalidità dell'80% sembra uno stato di assoluta precarietà di salute e quindi anche di collocamento al lavoro se è in fase di età di essere utilmente collocato al lavoro, ma altrimenti sempre in una difficoltà che ha, quindi 80 o 100% diciamo che la difficoltà che trova una persona è uguale, per cui sommamente ingiusto raddoppiare a uno e non dare, parimenti. Signora, speriamo che adeguino anche quelle dell'80% a canoni più civili e vivibili. 278 euro praticamente è un'elemosina, è veramente umiliante per chi non ha altre fonti di reddito. Certo, intanto ringraziamo la signora. Ringraziamo certamente per la testimonianza. Assenta, avvocato, siccome mi hanno chiamato a visita il 27 l'INPS, non è che forse con la documentazione che ho e tutte le patologie si rendono conto e magari me la alzano al 100%. No, se avete fatto la richiesta di aggravamento, molto probabilmente, anzi sicuramente, voi state facendo questa visita perché siete stata soggetta a revisione, per cui sarà la revisione biennale che vi stanno facendo. Quindi perché uno deve fare domanda di aggravamento? Tranne che il medico curante non vi ha fatto l'aggravamento e quindi vi hanno chiamato per vedere
se dalla documentazione che ha trasmesso il medico avete dall'80 andate al 100%, quindi però se non è stato fatto questo sicuramente è a revisione, vi hanno chiamato per confermare o addirittura abbassare questo grado di questa percentuale che voi avete. Ci faccia sapere, signora, io intanto la devo salutare perché siamo davvero Grazie. le fasi finali di questa trasmissione. Volevo chiedere al dottore Scalmazzi, come anticipavo prima, se in questi giorni dopo il DPCM insomma, avete avuto più richieste da parte di aziende che sperano, no, di intercettare questi fondi, questi aiuti, questi ristori. Ecco. La problematica che hanno le aziende in questo momento non è di questi ultimi giorni. Noi le seguiamo costantemente, giorno dopo giorno, e diciamo che questo ulteriore decreto, le aziende sì, ci stanno chiamando, ci stanno chiedendo assistenza, ma sono già consapevoli, perché ne stiamo discutendo oramai da diversi mesi, di quelle che sono le problematiche che purtroppo stiamo vivendo oramai da 6 mesi a questa parte. Sono problematiche che ancora oggi sul nostro territorio, per quanto evidenti, non si manifestano come nelle grandi città. Io ieri leggevo su un giornale le vie importanti delle grandi città, per quanto sia di Milano, di Roma, di Venezia, per quanto riguarda la moda e quant'altro, stanno avendo chiusure dei grossi marchi del lusso, che stanno chiudendo le boutique, proprio per il calo generalizzato collegato alle misure del Covid. Volevo dire una cosa, allora, e la vorrei ripetere affinché, se c'è qualcuno che ci ascolta tra i nostri politici, ne possa prendere spunto. Vanno snellite le procedure, vanno sburocratizzati i sistemi. Il WhatsApp che ha mandato quel signore è qualcosa di cui l'INPS è a conoscenza. L'INPS il 23 di ottobre ha fatto un comunicato stampa dove diceva che per le invalidità ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza, perché da quando è partito il lockdown a marzo si sono cumulate quasi 1.200.000 domande, cioè tra le visite, le chiamate a visita INPS e le chiamate a visita presso le ASL per le invalidità civili, ci sono 1.200.000 pratiche da smaltire. Quindi o si cercano nuove soluzioni, si creano nuove azioni affinché anche chi fa questa tipologia di attività possa rispondere nell'immediato al cittadino, all'impresa e agli imprenditori. Vanno cercati, più che dare il denaro, di snellire tutta la burocrazia che ci sta intorno. Certo, Perfetto. io condivido, anche l'avvocato condivide, perché insomma chi fa una domanda di invalidità è perché ha bisogno, no, di avere riconosciuta quell'invalidità, che significa per alcuni anche avere un'indennità di accompagnamento e significa anche avere un aiuto nelle attività quotidiane. Quindi quando la burocrazia ostacola ulteriormente il percorso, nonostante, cioè, noi siamo consapevoli che ci troviamo in un periodo di emergenza sanitaria, però ci sono delle persone che soffrono e aspettano. Vivono di più l'emergenza. Ecco, io saluto chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto, buonasera. Salve. Volevo fare una domanda all'avvocato. Certo, da dove ci chiama? Da Vibo Marina. Benvenuta intanto, prego. Grazie. Buonasera, avvocato. Buonasera. Allora, mio marito prende l'accompagno, prende 520 euro. Volevo sapere se c'entra nella invalidità l'aumento. L'accompagnamento, l'indennità di accompagnamento. No, l'abbiamo detto prima. Allora, prenderà il doppio di pensione. Prende la pensione suo marito, chiedo scusa. Sì, prende la pensione di vecchiaia. No, di vecchiaia, no, è No, quello è di... Allora, assolutamente no, l'indennità di accompagnamento non per questo che ho detto io, ecco, perché qui parliamo di pensione per l'invalidità al 100%, quindi quella che era 259. Scusate, avvocato mio, lui prende il 100%.
Sì, però... Ma prende la pensione o solo l'indennità di accompagnamento? Perché sono due cose diverse. Io capisco che poi... Solo l'indennità di accompagnamento. Quindi la pensione di invalidità non la prende suo marito? No. Ok. Quindi l'indennità di accompagnamento non rientra in questa misura. Ecco, rispondo io in maniera molto non fa veloce. reddito. Ecco, non fa reddito. No, invece la pensione di invalidità è diversa. Quindi in questo caso chi usufruisce di una pensione di invalidità che è di 290 euro, 298 euro e rientra in questa misura avrà il doppio dei soldi. Chi percepisce solo l'indennità di accompagnamento? No. Ma altri redditi forse? Altri redditi? No. Perché probabilmente percepisce la pensione anche di vecchiaia. Quindi, percepite ecco. la pensione? Sì, lui prende 680 euro di vecchiaia. Allora va bene, allora no. Allora siete già oltre, diciamo, la misura. Ecco per questo motivo. Grazie. Non concorrete per quanto riguarda questa misura, è già oltre il limite. È oltre il limite. Comunque, no, per specificare che chi prende l'indennità, perché ci sono degli invalidi al 100% che prendono solo l'indennità di accompagnamento, Perfetto, sì. Quello non rientra in questa misura, non è che mi pare siano 500 e passa euro di indennità di accompagnamento, non rientra, quindi per essere chiaro. Questa è una maggiorazione della pensione. E tant'è vero che l'indennità di accompagnamento da sola non serve a nulla e nemmeno fa reddito. Certo. Quindi ecco, ai fini della determinazione. L'indennità serve proprio quello che dicevo io, no? Aiutare la persona che si trova in una situazione di invalidità a svolgere le normali funzioni quotidiane. Dopo un anno muore. Certo. Perché se è salvavita, diciamo, avere quell'indennità o il riconoscimento di un accompagnamento, un anno di attesa praticamente, ecco perché, come dicevo prima, anche il principio di uguaglianza deve essere garantito. Signore, io la ringrazio per la sua telefonata. Ma scusa, ma c'è qualche aumento, qualcosa sulla pensione, quella di vecchiaia? Ci sono solamente gli adeguamenti Istat anno per anno, però è poca cosa, signora. Cioè al momento non si parla di aumentare le pensioni di vecchiaia in generale. Però ancora non c'è niente. Comunque noi siamo qui ogni giovedì. Allora. Qualsiasi cosa noi la daremo in diretta, signora, stia tranquilla. Grazie, questa informazione. Grazie per la telefonata. Io volevo tornare dal dottore Scalmazzi perché siamo quasi in chiusura, non so se è ancora in linea, ecco, con noi, giusto per salutarlo perché insomma... Sì. Prego, però volevo dire che appunto stiamo osservando, vedete, la materia previdenziale, che quindi aiuto nei confronti di persone che hanno bisogno e anche per quanto riguarda le aziende. Praticamente sembra che questi mesi di crisi hanno equiparato, stanno avvicinando i mondi nella sfortuna però. Certo, purtroppo nella sfortuna, mai nella fortuna. Ma nella fortuna no, ecco, diciamo. Dottore Scalmazzi, io la ringrazio per essere stato con noi, la saluto e chiaramente torneremo magari a collegarci con lei, se ci saranno delle novità, noi speriamo sempre buone. Buone novità, speriamo di settimana in settimana, Ecco, speriamo davvero, poi vabbè, ancora la prossima settimana non ci rientriamo in questi fondi, questi ristori. Speriamo che non aumenti, diciamo, per quanto riguarda la sanità e tutti quanti usiamo la prevenzione, in primis, prima di andare a dormire, una preghiera. Perché noi siamo nel sud e abbiamo più bisogno di altri. Ecco. Intanto saluto per la disponibilità il dottor Cristian Scalmazzi, grazie. Grazie a voi, buonasera. Grazie davvero. Poi torneremo chiaramente a collegarci con il dottore Scalmazzi. Intanto abbiamo una telefonata, l'ultima credo di oggi. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Senta, chiamo da Cosenza. Sì, prego. Senta, volevo fare una domanda all'avvocato. Per quanto riguarda l'home care, se lui era al corrente com'era la situazione attuale? Praticamente del parente che assiste un invalido. Signora? In pratica sì, questa è per la prevalente, però l'integrativa
è bloccata per quanto riguarda il gli assistenti sociali sì, del comune che non attivano ancora la situazione. E non attivano perché, a parte che non stanno attivando nulla, quindi se dovete fare anche un sollecito, fatelo tramite patronato però. E il problema del telespettatore di prima è vero quello che dice la signora, perché sono anche degli aiuti che servono alle persone in stato di disagio, però è anche vero che siamo in un periodo che purtroppo questo è un ritardo che sta la telespettatrice denunciando anche su questo. Per quanto riguarda l'Omicare che dice la telespettatrice, c'è già la copertura economica, ma non da adesso. Praticamente da quasi 2 anni che comunque c'è copertura economica. Però non è arrivato nulla. Ma infatti la telespettatrice sta denunciando proprio questo, perché è l'indotto, perché come diceva gli assistenti sociali del comune, che è un periodo difficile per tutti, però ci sono persone che hanno bisogno e che praticamente viene la burocrazia, ecco anche questo passaggio. Ecco, insomma, fondi ci sono, però agli eventi di diritto non è arrivato nulla. Sì, allora la procedura è aspettare. bloccata, bisogna semplicemente sollecitare, però rivolgetevi a un patronato, ecco, se posso consigliarvi. Noi siamo purtroppo in chiusura, signora, quindi il consiglio è rivolgersi ad un patronato. La ringrazio, Io la gentilissimi. ringrazio lei perché ha evidenziato anche un altro problema e noi cerchiamo di mettere sotto la luce i tanti aspetti, no, della realtà Noi i problemi quotidiana. mettiamo in evidenza, che noi speriamo di mettere in evidenza anche le soluzioni. cose buone, però ecco, chiaramente, diciamo però cerchiamo di dare discutere. voce magari a quelle persone che vivono particolari situazioni di disagio di cui non si parla, ecco, perché in questo periodo l'attenzione mediatica è concentrata soprattutto sull'emergenza Covid, ma ci sono tanti altri problemi quotidiani che vivono tante persone in silenzio e insomma le soluzioni tardano ad arrivare, quindi almeno ne parliamo. Torneremo chiaramente la prossima settimana, grazie all'avvocato Pierpaolo Rodighiero e come sempre grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia.